Sportivi siciliani, bentrovati con Stadium Sicilia, la puntata come al solito dedicata interamente al calcio professionistico, alle 3 squadre che partecipano al campionato di Lega Pro. Sono i giorni che anticipano questo weekend calcistico certamente molto impegnativo. Nella puntata di oggi ad accompagnarmi Salvo Russo. Ciao Salvo, bentrovato. Ciao Ettore, buon pomeriggio naturalmente ai nostri telespettatori. Sei ancora amareggiato della partita col Potenza? Ma ti dirò di più, è stata una settimana difficile sulla sponda Catania-Messina. Anche troppo, direi. Più tranquilla, anzi quasi esaltante, sponda Trapani. A Trapani. Effettivamente ci sono tanti argomenti nella puntata odierna, abbiamo tante cose da proporvi. Iniziamo subito intanto con quello che è il tabellino degli incontri di questo weekend calcistico. Andiamo subito a vedere le partite che si disputeranno. La 20ª giornata, Cavese-Benevento, Monopoli-Turris, Audace Cerignola, Juventus Next Gen, Casertana Latina, Team Altamura Crotone, Potenza Messina, Avellino Picerno, Catania Sorrento, Taranto Giuliano ed infine Trapani Foggia. 3 squadre siciliane impegnate in 3 partite che credo non siano certamente facilissime. Adesso poi ne approfitteremo per insomma capire bene quali saranno i percorsi delle 3 squadre siciliane. Vogliamo vedere anche la classifica in modo che così capiamo la situazione attuale. Benevento con 37 punti, 35 punti il Monopoli, con 34 Audace Cerignola, 32 Avellino e Potenza, 29 Crotone, 28 Picerno insieme al Catania, 27 punti per Trapani e Sorrento, 27 anche il Giuliano, 24 punti per Cavese e Foggia, 23 punti Team Altamura, 20 punti Casertana con 17 Juventus Next Generation e Latina, 16 punti per il Messina, 11 punti la Turris e chiude la classifica il Taranto con 3 punti. Iniziamo subito a parlare del Catania, sei d'accordo? Perché la situazione credo che sia da prendere con le pinze, perché la partita contro il Sorrento non sarà certamente una partita facile. Pertanto apriamo ufficialmente la nostra trasmissione, lo facciamo con il Calcio Catania. Lei presenta Sicilia, prima era Trinacria, proprio adesso ando cianco, c'è due mitico punto che si chiama Catania. Catania che giocherà in casa la seconda partita di seguito contro a questo punto questo Sorrento, che a sua volta viene da una sconfitta contro la Cavese, addirittura giocava in casa, quindi un Sorrento un po' avvelenato. Come secondo te andrà a finire questa partita? Come verrà preparata? Perché è stata, come hai detto bene tu, una settimana certamente un po' surriscaldata in tutto l'ambiente catanese. Allora, è una settimana sicuramente una di quelle complicate, non solo perché in campo il Catania ha perso e ha perso male con il Potenza, peraltro in uno scontro diretto che poteva ridisegnare certo la classifica e rilanciare le ambizioni del sodalizio rossazzurro, ma quanto anche perché ci avviciniamo a scadenze importanti, no? La prima è il calciomercato. La parola che in questo momento ci piace sottolineare in prospettiva non solo è programmazione ma è strategia. Strategia, la parola giusta, hai detto bene. Tra l'altro è stata una settimana intensa legata anche alla divulgazione di questi insomma sì, del bilanci sul Calcio Catania. Ma io non voglio parlare di bilanci perché non me ne frega niente, io voglio parlare di campo, perché penso che il campo poi è la parola più giusta, quella che vogliono sentire i tifosi, e i tifosi sanno benissimo che la partita col Sorrento va presa con le pinze, intanto perché il Sorrento è soltanto un punto sotto dal Catania, ma soprattutto perché questo Sorrento verrà a Catania, secondo me, per cercare di vincere, di portare via 3 punti che possono ulteriormente migliorare la sua classifica. Nel frattempo stiamo vedendo le immagini della sconfitta interna, tra l'altro proprio contro la Cavese per 3-1. Sì, diciamo che in questo momento neanche gli avversari, no? Neanche i campani sono in ottimo momento di forma, perché hanno perso 2 partite consecutive, una ad Avellino, l'altra appunto quella con la Cavese,
Ma insomma il Sorrento però è una formazione di categoria, Sì. sicuramente. Quest'anno il bottino dice che i 27 punti sono stati conquistati e quindi si presenta con delle credenziali non indifferenti, anche perché poi statisticamente negli ultimi anni il Sorrento ha sempre giocato un brutto scherzo Al Catania, è ma di vero. questo non ne vogliamo neanche No, parlare. Senti, ma secondo te Toscano farà delle modifiche rispetto alla partita di 7 giorni fa contro il Potenza? Ci sarà qualche modifica? Questo inglese lo vedremo già dal primo momento in campo? Allora, ne sapremo di più domani in conferenza stampa, naturalmente, però è chiaro che si ipotizza, insomma, ci sono delle voci di corridoio che per quanto riguarda la formazione danno per certa la presenza di Castellini in difesa. Il ritorno definitivo da titolare. Dal primo minuto, dopo un periodo insomma, di pausa per un acciacco, e quello invece che potrebbe essere la variante tattica di Inglese dal primo minuto. In porta dovrebbe giocare, questo lo diciamo per sgombrare il campo da ogni... Il nuovo arrivo? No, non può giocare il nuovo arrivo perché per una questione di regole Di tesseramento sarà disponibile dal prossimo turno, quindi per la verità dal 2 gennaio, ma il 2 gennaio non si gioca. Ci può anche stare il tempo di assestarsi anche all'interno dello spogliatoio. No, ci sono delle regole proprio federali. In questo caso, sì. certo. E in questo caso tornerà tra i pali Adamonis. Speriamo bene. Quindi ci sarà da parte di Adamonis naturalmente la voglia di riscatto. Certo. Perché... Sappiamo benissimo cosa è successo 7 giorni fa. Sì, è chiaro che però nessuno vuole dare la croce addosso. Assolutamente. Però gli episodi sfavorevoli di fatto comunque purtroppo hanno determinato il risultato. È vero. E al di là di questo non ci dovrebbero essere le variazioni se non tattiche, con Raimo che potrebbe giocare da cursore e poi staremo a vedere. Comunque domani conferenza stampa se ne saprà un po' di più. Nel frattempo sentiamo le parole comunque di Toscano al termine della sconfitta contro il Potenza, perché già dalle sue parole si capisce bene che la squadra ha giocato male e che ci saranno dei cambiamenti. Sentiamolo. Tanti errori ci sono stati di imprecisione negli ultimi 16 metri su cui dobbiamo lavorare, perché sta diventando una costante e dobbiamo cercare di cambiare il trend in casa, soprattutto se vogliamo scalare la classifica. Anche oggi una difesa inedita, in rifinitura abbiamo perso Di Gennaro, Beters l'abbiamo perso in settimana. Castellina aveva fatto solo 2 giorni di allenamento, non lo volevo rischiare. Inglese è arrivato affaticato alla partita di Taranto, concordando con lui solo uno spezzone di partita. Oggi magari siamo questi, però possiamo fare molto di più. Una partita che magari crei così tanto, potresti ottenere un risultato diverso rispetto a quello di oggi. Effettivamente beccare 2 gol in quella maniera ci fa capire che probabilmente qualcosa non è andato per il verso giusto. Tra l'altro ha sottolineato il mister, hanno giocato un po' con poca intensità negli ultimi 16 metri, forse avere una punta che insomma riesce a fare gol in questo momento al Catania serve tantissimo. E tu sai, c'è stata una difficoltà in questa partita che però è un dato di fatto ormai acquisito, cioè in casa il Catania ha una sterilità ormai ha la necessità di fare gol e fare gioco. E i numeri attestano questo, perché 7 gol sono stati segnati in casa nell'arco di queste prime 19 partite, chiaramente la metà delle partite giocate in casa, il che significa che lì forse la pressione del Massimino gioca dei brutti scherzi, perché chiaramente il Catania in alcune partite ha macinato gioco e non ha sfruttato al meglio tutte le occasioni create, però il dato di fatto è che la sterilità offensiva, e lo testimoniano i numeri, deve essere un trend da invertire. Salvo, quindi a questo punto qual è la chiave per battere il Sorrento? Qual è la chiave giusta per battere il Sorrento? La chiave giusta per battere il Sorrento intanto è capire che tipo di formazione la squadra in Toscano metterà in campo e poi cercare di sfruttare le qualità anche individuali
soprattutto dalla tre quarti in su, perché il gioco sulle fasce del Catania finora ha prodotto qualcosa di buono. Quando il Catania non riesce a sfruttare al meglio il gioco lungo le fasce, spesso soffre. Inglese lì davanti può essere una garanzia, un'alternativa valida, perché ma gli esterni devono fare il loro lavoro di Inglese è un giocatore intensità. di movimento, però ha bisogno accanto a sé di trovare un assist man capace di dargli il pallone giusto in Ci sarà la profondità. conferma di Stoppa, secondo te? Credo di sì. Assolutamente sì, Stoppa e Jimenez a In questo momento sì. sono quasi delle pedine fondamentali. Ripeto, sulle fasce ci sono delle alternative che devono essere sfruttate, così come a centrocampo. Non è detto, lo anticipo, sempre per una questione di come dire, alchimia tattica, non è detto che in questa partita dal primo minuto vedremo, ma poi magari Toscano ci smentirà. Dal primo minuto vedremo insieme la coppia De Rose e Sturaro. Sì, perché effettivamente Sturaro in questo momento non mi sembra ancora prontissimo, forse un'altra settimana di riposo anche in prospettiva della difficile trasferta di Benevento potrebbe far bene al centrocampista che è ritornato dopo quasi un mese di assenza e oltre. Sai, cercare di rientrare nel ritmo non è mai facile. Ma non solo questo, c'è proprio da tenere in considerazione l'avversario, le caratteristiche dell'avversario. Sì, anche vero, giusto, sì, anche vero. È arrivato dunque il nuovo acquisto, il portiere Alessandro Farroni. Sentiamolo e così insomma, capiamo bene la figura di questo nuovo numero 1 del calcio Catania. Diciamo un'avventura che stimolante. Ho ricevuto pochi giorni fa una chiamata dal direttore e dalla società con la quale ho parlato in questi giorni e devo dire che sono molto entusiasta di questo progetto e di questa chiamata, alla quale ovviamente era impossibile dire di no. Dal mio punto di vista posso solamente dire che darò il massimo in qualsiasi situazione, se sarò chiamato in causa, quando sarò chiamato in causa, e tutto qua. Sono venuto 2 volte con la Regina, una volta per i playoff e l'anno seguente per una partita di campionato, e devo dire che lo stadio si descrive da solo, la gente, la piazza si descrive da sola. È stata un'emozione bellissima e sarà un'emozione bellissima scendere in campo con questi colori. Sì, il mister, ho parlato pochi minuti fa appunto con lui e lo conosco perché siamo stati insieme anche alla Regina e proprio in quell'occasione e è stato un piacevole incontro, dai. Ne conosco principalmente 3, poi che sono Gega, Montalto e Ciccio De Rose, e molti magari li ho incontrati da avversari, ma non li conoscevo magari personalmente, però mi hanno fatto subito una buonissima impressione in questi giorni nello spogliatoio. Del Catania come piazza posso solamente dire che è appunto una piazza storica che ha vissuto anni importanti e che vivrà anni importanti secondo il mio punto di vista. Io ho fatto il ritiro a Pesaro, poi ho deciso di comune accordo con la società di rescindere il contratto. In questo lasso di tempo mi sono allenato con lo Spoleto Calcio, che è la società del mio paese, che tengo anche a ringraziare il presidente e la società per l'aiuto che mi hanno dato in questo periodo, e mi sento pronto e non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura. Alessandro Farroni sarà dunque sicuramente il prossimo numero 1 di questo calcio Catania, che in prospettiva, non è escluso, possa inserire nuovi acquisti, perché comunque sarà necessario inserire qualche nome nuovo. Si parla addirittura di Chiricò, un reintegro, anche se forse probabilmente potrebbe fare il caso del Catania, ma non credo che sarà facile. Beh, guarda, su Chirico abbiamo speso delle parole anche qualche settimana fa, sì. Se ne parla da più di un mese. Anche da troppo. Il problema è che però al momento bocce ferme. Torno ad utilizzare il termine che ho utilizzato prima, e cioè strategia, perché a breve si aprirà il mercato, la sezione invernale del mercato, che una volta era il mercato di riparazione. Adesso si può leggere in tanti modi, visto che poi, a proposito di strategie, tante società devono tenere d'occhio anche il bilancio. Chiaro. E quindi magari qualche esubero anche. Ci sono degli esuberi, il Catania ne ha almeno anche 5 troppi da smaltire.
che sta pagando tra l'altro. Ed è chiaro che però è evidente che a gennaio non trovi le primissime scelte, a meno che non ci sono società in difficoltà palese dal punto di vista economico e quindi magari hanno come dire, quasi l'obbligo. Insomma, è un mercato difficile, Salvo. Sarà un mercato è un mercato difficile. molto difficile, perché poi non si conosce neanche il budget di questo mercato del Catania. C'è tutto un po' nascosto. Allora, Non ci sono delle aperture forti. Ci sono delle cifre che girano, chiaramente abbiamo capito anche dal bilancio che è stato presentato, si aspetta a Catania l'arrivo di Pelligra, che potrebbe in qualche modo in questi giorni, è prevista la sua presenza per esempio domenica per assistere a Catania Sorrento, si ipotizza un incontro con la stampa, con la città, perché ci sono tanti nodi che sono rimasti lì in sospeso. Molte note. Uno di questi nodi chiaramente sarà anche la campagna di rafforzamento. È chiaro che in questo momento Faggiano non sta con le mani in mano, sono state individuate alcune scelte strategiche. Ma secondo te quali sono i giocatori che in questo momento servono al Catania? Soprattutto quali sono almeno due ruoli importanti dove il Catania necessita certamente dei nomi che possono dare delle garanzie per la stagione? Ma sai, i nomi... Non tanto nomi, i ruoli. Quanto meno i ruoli. Allora, il portiere è chiaro che è stato preso. È stato preso, ma probabilmente ne dovrebbe arrivare un altro. Poi bisogna capire se il Catania sfrutterà i giovani che ha già in rosa, perché Beters starà fermo per un po'. Chiaro. Adamonis, ma vorremmo essere smentiti, ma probabilmente è nella lista dei partenti. E quindi un portiere ci sarà sicuramente in più da prendere. Per quanto riguarda la linea difensiva è chiaro che qualcosa lì deve arrivare, perché evidentemente ci sono tanti giocatori che finora hanno, per così dire, tirato reso poco anche alcuni. Hanno reso poco nel rendimento, ma molti hanno tirato la carretta. Considera pure che anche Di Gennaro avrà un periodo di riabilitazione dopo l'operazione insieme a Beters, che è stata affrontata proprio in settimana. In settimana a Roma si sono operati. Gega non è al meglio, quindi anche lì bisogna diciamo loro capire. Un difensore? Possibilmente un esterno? Un esterno probabilmente. Sì. A centrocampo è chiaro che l'assenza di Tacchio, il ritorno di Sturaro e di De Rose fanno ben sperare, perché ancora non sono al top. Ma non sono al top, però tatticamente qualcosina ancora manca, e sugli esterni probabilmente serve quel giocatore che possa fare la differenza. Quindi mi stai dicendo un difensore, possibilmente un esterno, e soprattutto un esterno d'attacco. Questi sono almeno i due nomi, i due ruoli importanti da coprire. E poi lì davanti, chiaramente, Inglese in questo momento è l'unico bomber vero. Teniamocelo stretto. Il futuro è incerto, è quello di Montalto. Sì. Ma ci sono anche sirene che richieste per D'Andrea, che quindi anche lui potrebbe lasciare lo Sassuolo. Va bene, allora vedremo quello che succederà nelle prossime settimane, ma soprattutto intanto mi raccomando, tifiamo e stiamo sempre più vicino a questo Catania che appunto giocherà una partita certamente non facile proprio con il Sorrento. Ci dobbiamo fermare, c'è la pubblicità e poi subito di nuovo ancora con Stadium Sicilia e parleremo del Trapani Calcio. Auguri e buone feste dalla Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria, ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Il Natale da Giada Immobiliare è famiglia, è casa.
Parliamo di calcio, riparliamo di campo e lo facciamo con il Trapani Calcio. Sono molto contenti a Trapani in questo momento, 2 vittorie importanti, tra l'altro l'acquisizione di una semifinale di Coppa, nel frattempo possono già partire le immagini proprio di questa vittoria in un campo difficile come quello di Arezzo, pertanto complimenti alla squadra di Ezio Capuano. Dove vuole arrivare il Trapani? Queste situazioni positive hanno galvanizzato l'ambiente, il presidente soprattutto, ma tu come la vedi questa situazione? A bocce ferme? Beh, neanche tanto ferme, perché nel frattempo, per esempio, il Trapani ha cambiato direttore sportivo, ha cambiato allenatore, Antonini ha rilanciato a modo suo, no? Proprio a fine di girone d'andata, e le immagini che stiamo vedendo, la vittoria ottenuta ad Arezzo, non era scontata, anche perché l'Arezzo è una delle formazioni, tant'è che ad Arezzo sono molto delusi da questo. Ricordiamoci che un buon piazzamento della Coppa ti permette chiaramente anche un buon posizionamento eventualmente nei playoff. Sì, a Trapani non ne hanno fatto mistero, visto anche quello che poi lo scorso anno il Catania riuscì a fare. Bravo. Con la conquista proprio della Coppa Italia si assicurò di fatto il passaggio ai playoff da terza. Quindi anche qui un vantaggio non indifferente, perché arrivare poi con un turno rispetto agli altri che già giustamente ti può dare certo. stimolo in più. Quindi diciamo che Antonini, al di là del suo modo di fare, no? Dell'essere così vulcanico, sì, in qualche modo forse a proposito di strategie è intervenuto probabilmente prima per cercare di rimettere in sesto una stagione anche dal punto di vista emotivo, perché chiaramente la scelta di Ezio Capuano va in questa direzione. Capuano è un Mi sa che è il personaggio giusto per Trapani. Sì. Non so se i due riusciranno a coabitare. Momentaneamente va bene, però. I risultati arrivano. I risultati sono arrivati, però bisogna aspettare ancora un po'. Insomma, Capuano non è tipo da farsi prendere troppo per la giacchetta. Senti, sentiamo le parole proprio di Capuano al termine di questa vittoria contro l'Arezzo, che ha lanciato ancora di più verso insomma, la conquista di una potenziale Coppa Italia di Serie C. Grazie Arezzo, grazie a tutti voi, vi voglio bene, non vi dimenticherò mai. Io mi sento con tanta gente d'Arezzo e voglio bene a questa gente. È normale che questa accoglienza mi fa molto piacere. Come onestamente mi ha fatto piacere vincere questa partita, una partita difficile. Potevamo andare in vantaggio noi, potevamo andare in vantaggio loro. Era una partita importantissima per tutte e due le squadre, perché per noi si aprono degli spiragli notevoli, no? Significa vincere come se fosse arrivato terzo in campionato. Io ho preso la squadra da poco e quindi questa è la seconda trasferta. Abbiamo vinto a Caserta, abbiamo vinto oggi una partita che era più importante di quella di Caserta, forse più importante di quella che si gioca lunedì, perché ti apre degli spiragli notevolissimi. La squadra, onestamente noi siamo andati in difficoltà i primi 20 minuti perché noi si aspettava che loro giocassero a 4, invece ci sono messi a 3 e io volevo fare parità numerica con i due difensori centrali loro. A un certo punto ho dovuto fare 3 contro 2 e facevo fatica a far uscire il mio intermedio sul braccetto, cose che poi abbiamo rivisitato dal primo e il secondo tempo. Abbiamo coperto questa giocata quando Guccione tagliava dentro e Benedetti sbagliando lo seguiva e apriva la giocata per Pattarello. Coperte queste cose e poi noi l'avevamo preparata così, parola d'onore. Io la volevo portare sul lungo, c'era anche qualche vostro collega che mi è venuto a trovare stamani, ho detto io voglio cercare di portarla sul lungo e poi mettere le 3 punte. Ci è andata bene perché anche prima di far gol c'è stata una gran parata di Borra, un'altra palla che è danzata sulla linea di porta. Era una partita che chi fa gol vince, potevamo fare gol loro, abbiamo fatto gol noi, abbiamo saputo soffrire e siamo contentissimi di questa qualificazione.
La felicità di Ezio Capuano con questa vittoria raggiunge la semifinale di Coppa Italia di Serie C e lì forse c'è stato uno sbaglio secondo me societario da parte del Catania che ha abbandonato troppo presto secondo me un progetto di una potenziale Coppa Italia che avrebbe garantito sicuramente un posizionamento già certo anche a marzo-aprile. È chiaro che era una chance che il Catania poteva giocare, anche perché onore comunque al Trapani, sì, ci mancherebbe. Il Trapani ha fatto quello che doveva fare, certo. Ha sfruttato l'occasione. Chiaro. Al Catania è stato rimproverato che ha mollato di fatto la competizione, peraltro con la coccarda sulle magliette, quindi sì. Detentrice dell'unico trofeo vinto e probabilmente magari la si poteva giocare in un altro modo la partita, la si poteva affrontare a viso aperto. Certo, poi lì tornano di nuovo le strategie che sono state definite, certo. condivisibili o no, ma ormai è fatta. Pagina che bisogna onore girare. al Trapani che proseguirà questo suo percorso. A proposito di Trapani, sentiamo il parere del nostro inviato Enzo Biondo. Un Trapani pragmatico, così lo ha definito Eziolino Capuano, quello che ha conquistato 2 vittorie nel breve volgere di 4 giorni, 2 vittorie importanti. La prima in quel di Caserta, che ha rilanciato certamente le ambizioni della squadra granata, e la seconda ad Arezzo nel quarto di finale di Coppa Italia, che ha permesso, grazie all'ennesimo gol del bomber Facundo Lescano, di qualificare proprio la squadra cara al presidente Antonini alle semifinali di Coppa Italia di Serie C. E adesso il compito di chiudere questo 2024, che comunque è stato ampiamente positivo per i colori granata, perché ricordiamo che nel corso della stagione 2023-2024 il Trapani ha conquistato la promozione, il ritorno in Serie C e anche la Coppa Italia di Serie D. Proprio Trapani Foggia peraltro chiuderà il 2024, perché sarà il posticipo serale di lunedì sera, una partita che torna a provinciale, pensate un po', a distanza di 25 anni, e in quella precedente occasione, campionato 99-2000, allora c'era ancora la Serie C2, il Trapani era allenato proprio da Eziolino Capuano, che nelle scorse settimane, negli scorsi mesi, aveva così iniziato una breve presenza proprio sulla panchina del Foggia per poi farsi da parte. Adesso il tecnico di Pescopagano è concentrato sulla nuova squadra, sul Trapani, che gli ha regalato 2 vittorie e soprattutto, non era successo nel corso della stagione, senza subire reti al passivo. Chiaramente la possibilità di schierare un bomber, proprio un cecchino infallibile come Facundo Lescano, sta aiutando la squadra trapanese. Trapani Foggia offrirà l'occasione di mettere un bel punto al 2024 e per la nuova stagione, quando poi si tornerà in campo dopo le vacanze natalizie. Lo storico Enzo Biondo, il nostro inviato da Trapani, giocherà questa partita contro il Foggia, questo Trapani pronto comunque secondo me a tentare di agganciare la terza vittoria consecutiva che probabilmente rilancerà definitivamente questo progetto in casa trapanese. Sei d'accordo? Potrebbe rilanciare, però il Trapani anche qui dobbiamo fare un appunto. Quest'anno, in questo avvio di stagione, ormai a giro di boa, è stata una squadra incostante, proprio come il Catania, se vogliamo, sì. Nel momento che sembrava quello decisivo per fare il salto di arrivava qualità. Puntualmente. Quindi occhio al Foggia, che comunque è in buon momento di forma, è risalita l'ex squadra di Capuano. Sì, lì c'è tutto un giro di panchina. Fino a qualche settimana fa Capuano era allenatore del Foggia, lo abbiamo anche visto e ascoltato nell'occasione appunto della trasferta sfortunata del Catania, e però dicevamo appunto l'entusiasmo da contenere adesso a Trapani, probabilmente Capuano lo sa bene, farà... Ma lui ha le parole giuste secondo me, sì, conosce bene l'ambiente e quindi... Però occhio al Foggia occhio al Foggia che tra l'altro ha battuto il Picerno proprio 7 giorni fa. Quindi avversario di un certo livello, e peraltro Foggia che nell'arco della prima
tranche di stagione ha già vinto 3 volte fuori casa, segnando peraltro 11 reti, quindi non è una squadretta. Non è una squadretta facile. Sì, sì. Va bene, ci dobbiamo fermare, abbiamo un altro spazio pubblicitario, tra poco rientreremo in studio, chiuderemo con l'ultima parte della nostra trasmissione e parleremo anche della situazione della CR Messina. A tra poco. Raimondo Ceramiche Arredobagno, dal 1980 la casa dei tuoi sogni, punto di riferimento nelle ceramiche Arredobagno, l'azienda operante dal 1980 con esposizione su 3 livelli esprime 800 metri quadri di proposte per vestire la tua casa. Raimondo Ceramiche Arredobagno offre una ricerca continua anticipando le novità e le tendenze di ogni nuovo anno, garantendo consulenza e progettazione al privato ed assistenza al professionista. La casa dei tuoi sogni è il nostro obiettivo. Vieni a trovarci in via Vincenzo Giuffrida 191, Catania. Rispondiamo allo 095 44 84 88 e al 320 28 94 951. Raimondo Ceramiche Arredobagno, il nostro progetto sei tu. Di nuovo insieme siete con Stadium Sicilia, il preview dedicato alle 3 squadre che partecipano al campionato di Lega Pro, le 3 squadre siciliane, Catania, Messina e Trapani. Adesso è il momento del Messina. Partiamo con questa situazione certamente non positiva a Messina. Intanto la squadra torna da una sconfitta, quella contro la Juventus Next Generation, un 2-0 dove ci fa capire che le situazioni non vanno per il verso giusto, salvo perché insomma un'altra ennesima sconfitta contro una diretta concorrente per la salvezza, le possibili dimissioni di Modica, il presidente che non parla. Situazione ingarbugliata perché si aspettava da settimane il closing con una holding che però poi non si è concretizzata per l'ennesima volta. Nel frattempo però la situazione a Messina dal punto di vista federale è tutto a posto perché i conti per fortuna sono stati pagati alcune pendenze, tutte le scadenze. E questo però la dice lunga anche su quelle che sono in questo momento appunto i rumors che vogliono la trattativa bloccata, ma altre trattative che possono nascere nel frattempo, anche se nulla di concreto. No, questo sai cosa ci fa capire, Salvo? Ma siamo sicuri che Sciotto voglia mollare questo Messina? Perché un po' questa domanda ce la siamo fatti un po' tutti. Allora, qui lo dico e qui lo nego, ma è una mia valutazione personale. Secondo me no. Allo stato dell'arte Sciotto andrà avanti a conclusione della stagione. Almeno per tutta la stagione, sì. Che se ne dica in questo momento e con quello che il Messina potrà fare sul campo. Nelle ultime stagioni il Messina si è sempre salvato anche per il lotto della cuffia e quest'anno comunque ha delle opportunità. Se vogliamo le penalizzazioni, la vicenda paradossale che sta investendo Taranto e Turris comunque di fatto già indica una certa strada per quelle che potrebbero essere le retrocesse, quindi evidentemente il Messina con una serie di risultati potrebbe utili tirarsi fuori e questo fa dormire in qualche modo sonni tranquilli a Sciotto. Chi non dorme sonni tranquilli sono i tifosi. È vero, purtroppo sono anche delusi soprattutto, no? Perché questa incertezza chiaramente non porta a nulla. A proposito, l'unico che ci mette la faccia in questo caso è il responsabile operativo proprio del Messina CR. Parliamo di Angelo Costa. Sentiamo le sue parole. Qualcuno la faccia la deve mettere. Visto che il direttore comunque è andato via, molti spesso e volentieri hanno detto che comunque io stavo dietro le quinte e sono 2 anni che sono qua e penso che tutti sappiano il lavoro che
questo signore ha fatto dietro le quinte. Oggi è qua a metterci la faccia, a dire le cose come stanno. Su quello che decide di fare il presidente io non posso dirvi nulla, quelle sono cose sue, una sua decisione. E per il resto sicuramente a Messina non stiamo vivendo un clima ottimale. Questo non è una giustificazione sicuramente per quello che facciamo dentro il campo, però vi posso dire che nel corso delle settimane influisce nel modo in cui lavori, ma soprattutto a livello mentale, soprattutto perché siamo una squadra giovane, dove molti ragazzi si affacciano per la prima volta a quello che è il professionismo. Però dobbiamo trovare una quadra, dobbiamo reagire, dobbiamo riorganizzare tutto e cercare di poterci tirare fuori al più presto possibile da questa situazione. Sicuramente non abbiamo fatto benissimo, non è una situazione drammatica, perché se vi ricordate l'anno scorso abbiamo chiuso il girone d'andata con 19 punti e alla prima di ritorno che abbiamo perso avevamo sempre 19 punti. Abbiamo un altro slot che diciamo è quello del Potenza, per poterci ripetere e fare quello che abbiamo fatto l'anno scorso, anche se dal mio punto di vista quest'anno la quota salvezza sarà un po' più bassa rispetto a quella che c'è l'anno scorso. Il tutto ciò non deve giustificarci e dobbiamo riprendere a marciare come sappiamo fare. Il responsabile operativo del Messina ACR, Angelo Costa, l'unico che effettivamente parla di questa situazione certamente non positiva del Messina. Tra l'altro, poc'anzi giustamente lo hai accennato, la situazione Turris e la situazione anche del Taranto si è leggermente sistemata. Vediamo adesso nelle prossime settimane. A tal proposito abbiamo proprio un servizio che ci illustra ancora più da vicino tutta la situazione in questo momento di queste tre società. Per il momento sono scongiurati scossoni alla classifica. Questo perché la Turris è riuscita a evitare il rischio di un'esclusione dal campionato, ma non quello di una nuova penalizzazione. La società corallina ha infatti pagato solo una parte degli stipendi attestati perché si è vista rifiutare dall'INPS la rateizzazione dei contributi relativi al bimestre di luglio e agosto, mentre per il bimestre successivo è arrivato il via libera. Alla squadra di Mirko Conte verrà tolto così almeno un punto. Scongiurato il rischio fallimento grazie al pagamento delle spettanze economiche e dei relativi oneri fiscali, la Turris ora guarda al futuro. Ha retto l'accordo tra l'attuale patron Ettore Capriola e l'ex presidente Antonio Colantonio, sancito alla presenza del sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella e del presidente del consiglio comunale Gaetano Frulio. Adesso l'ipotesi più concreta è quella di un duopolio al comando del club per provare a salvare una stagione comunque in parte già compromessa. Primo banco di prova, la trasferta di venerdì a Monopoli. Situazione di caos in casa Taranto, dove sia l'attuale proprietà che il gruppo acquirente non si sono fatti carico delle spettanze. Da preliminare avrebbe dovuto farlo l'Apex, che però ha giustificato il mancato pagamento con il blocco del conto corrente intestato alla società rossoblù, circostanza negata dall'attuale socio di maggioranza. Difficile stabilire qual è la verità. Sta di fatto che la formazione ionica subirà una nuova pesante penalizzazione, più di 6 punti, vista la recidiva, e soprattutto ora c'è il rischio concreto di una messa in mora da parte dei tesserati. Apex Capital, guidata da Mark Campbell, non ha rispettato neanche la scadenza del 16 dicembre per il pagamento degli stipendi di settembre e ottobre. Dopo aver fallito il closing del 13 dicembre, la società non ha onorato gli impegni preliminari, mostrando segnali poco rassicuranti nonostante i presunti soci forti a sostegno. Ora il rischio è concreto. Tra penalità che potrebbero raggiungere i 9 punti, da sommare ai 10 già subiti, la stagione è ormai compromessa. La società ha tempo fino al 16 febbraio per regolarizzare la propria posizione economica. In caso contrario, il Taranto rischia l'esclusione dalla Serie C in uno dei modi più amari della sua storia. Nessun problema per il Messina. Il presidente Pietro Sciotto ha onorato gli impegni pendenti a dicembre relativi a stipendi e contributi dell'ultimo bimestre, pur convinto precedentemente del passaggio alla DD Investeb, che avrebbe sgravato una buona parte di questo sforzo economico di circa 200.000 euro.
Siamo ai saluti, chiudiamo questa puntata prenatalizia ricordando che il prossimo turno sarà a Benevento, no? Subito con l'anno nuovo. Abbiamo 30 secondi, Salvo. Sì, si giocherà il 5 gennaio. A Benevento. A Benevento, è una partita difficile. Di quelle toste, ma stimolante per il Catania. Assolutamente. Tra l'altro è stato già pubblicato anche orientativamente il calendario poi di gennaio. Sì, dalla terza alla 13ª giornata, con tutto il tabellone completo, con gli orari compresi delle varie partite. Va bene, allora intanto auguri di buon Natale a te, Salvo. Auguri anche a te, Ettore, auguri naturalmente a tutta la redazione e a tutti i nostri telespettatori. Noi ci rivedremo chiaramente con l'anno nuovo, il primo venerdì sarebbe giorno 8 e ritorneremo a parlare di questa stagione del Catania, del Trapani e dell'ACR Messina. A tutti voi buon Natale e felice 2025.